Siamo qui a Venezia chiamati da Francesco, un portatore di handicap che ci vuole raccontare la sua storia e vuole denunciare un problema. Vediamo se lo troviamo qua. Eccolo là. Francesco ha subito un incidente 27 anni fa. Era in moto quando un camionista ubriaco lo ha travolto. Oggi porta ancora le cicatrici di quel giorno maledetto. È cardiopatico, vive grazie a una valvola meccanica, cammina con 2 protesi e ha 3 vertebre rotte. Un giorno sono andato in ospedale e mentre ero pronto soccorso mi è arrivato il vigile, mentre stavo male in fibrillazione, a chiedermi di spostare l'imbarcazione. Io ho detto non posso e lui ha detto se non la sposti ti passo la multa. E a quel punto ho lasciato la faccia perché non potevo fare. Ed è questo il problema. Francesco non può usufruire di nessun posto riservato ai disabili dove attraccare. In tutta Venezia non ce n'è uno. A Venezia appunto non esiste e non è un problema per Venezia. E invece io esisto, vuol dire, no? Francesco giustamente rivendica il suo diritto a esistere. Invece, ogni volta che lascia la sua barca, viene multato. Oggi ha accumulato più di 40 sanzioni, per quasi 2.500 euro. Io sono andato in comune un giorno a pagare una multa e sono venuto fuori la vigilanza mi ha fatto un'altra multa perché ero andato a pagare la multa di sopra da loro. Capisci? È un problema che mi sembra una presa per fondelli un po', no? Quello che servirebbe è un sacrosanto permesso per disabili, un documento previsto in qualsiasi città del mondo. Eppure Venezia non è così scontato. Quella di Francesco è stata una lunga odissea. Ha parlato con l'assessore ai trasporti, ha chiesto lumi alla polizia locale, ma senza risultato. Oggi proviamo a tornare a Cafarsetti, dove Francesco, giustamente, attracca con qualche scrupolo. Siamo davanti a Cafarsetti, adesso io vorrei ormeggiare la mia barca e scendere per poter andare a parlare con qualcuno, però se io abbandono la barca passa il vigile e in conseguenza prendo immediatamente la multa. Francesco decide di rischiare, vuole risolvere a tutti i costi il suo problema, ma in comune non c'è né il commissario straordinario né il comandante della polizia locale. Allora contattiamo telefonicamente il direttore della mobilità e dei trasporti di Venezia. Qualche minuto, poi ci richiama. Poche parole ed ecco la soluzione. Mi ha risposto che appunto posso fare una domanda, che loro me la accolgono e che mi danno un permesso, non dico quinquennale, ma quantomeno annuo, per poter andare su certi determinati posti dove io ho bisogno di andarci. Francesco a quanto pare è alla fine della sua odissea, esce da Cafarsetti e subito controlla la barca. Lì c'è la barca, Francesco, e pare che non ci siano multe. Da quello che vedo non ci sono multe. Tanto adesso potrai andare in barca tranquillamente, attraccando da dove ti serve. Era ora. Bene, grazie, grazie tante.